dalla vostra mente 10, 20, 40 volte al giorno, allora andrete a seguire dei corsi di formazione per essere più forbiti, più preparati, per appartenere al circolo di coloro che hanno seguito quel corso lì, ma non perché ne avete bisogno. La frase è una domanda che dovete porre a voi stessi il più volte possibile al giorno, quando state facendo colazione, quando siete al bar con Mario a prendere un caffè, o quando andate a prendere l'aperitivo con Giuseppe prima di andare a pranzo, quando siete in ufficio che non avete niente da fare. 10, 20, 40 volte al giorno chiedetevi: quello che sto facendo ora serve a raggiungere la mia meta? Quello che sto facendo in questo momento è di aiuto per raggiungere il mio scopo? Quello che sto facendo adesso mi aiuta a crescere? Sono le varianti. Pensate cosa succede. Siete lì che fate colazione, mangiando, e se vi fate questa domanda, vi direte: sì, mangiare serve. Però gli occhi liberi, magari potrei approfittare e leggere un libro, uno di quelli che mi ha consigliato uno dei miei libri. Quando siete lì che bevete l'aperitivo come abitudine e basta, con un amico o un collega che non vi dà niente per crescere, se vi fate quella domanda forse smetterete di bere l'aperitivo e andrete a fare qualcosa di utile. Se siete in autostrada e state viaggiando a 150, 160 all'ora, a me è capitato ultimamente, sto pagando delle contravvenzioni da 500 euro a botta. Sì, perché non posso, perché la multa è 250 circa, no? Qualcun altro è esperto di questo? Sì. Però poi i punti finiscono, e se mi tolgono tutti i punti della patente, mi tolgono la patente, sono rovinato. Quindi io dico che non so che cosa la guida. E quindi costano 250 ma 500. Sono arrivato a pagare 4.500 euro di contravvenzioni per eccesso di velocità, 10 all'ora, 20 all'ora, 50 all'ora. Ma vedete, quando sono lì al volante e l'occhio cade su 80 km, vedo che sto andando oltre il limite di velocità, se mi pongo questa domanda, cosa farò? Rallento, vero? Se sono a casa e sto litigando con mia moglie o trattando male i miei figli, mi pongo questa domanda: cosa succede? Quello che sto facendo sta contribuendo alla mia crescita? Ah no, abbozza, smettila di litigare e sii giusto, buono e gentile con la persona che ti può dare supporto. Se non ricordo i regali, i compleanni, le feste, i genitori, quelli che mi hanno dato la vita, e mi chiedo: quello che sto facendo, questo comportamento sta contribuendo alla mia crescita personale? Se la risposta è no, come di solito sarebbe, allora forse cambiamo. È un atto di egoismo, dico io. Ho scritto un post, potete andare a vedere su Facebook, che riguarda proprio questo: io sono egoista e grazie a questo grande egoismo che io ho, io mi comporto bene, perché se mi comporto bene la gente mi vorrà più bene. Quello che sto facendo adesso contribuisce alla mia crescita personale? Se la risposta è sì, bene, continuo a farlo, altrimenti cambio. Qualcuno diceva durante l'intervallo là fuori: sì, ma sai, gli amici, ho invitato loro, ma ci vuole tanto a capire. Cioè, noi siamo, ciascuno di noi è in assoluto il risultato dell'ambiente nel quale siamo vissuti. Noi siamo il risultato dell'ambiente nel quale siamo vissuti. Se i nostri amici sono dei pirla, noi saremo dei pirla. Se sono persone che non hanno avuto ambizione per crescere di più, per vedere il mondo, per esplorare, noi non andremo ad esplorare. Se invece siamo parte di una comitiva che adora viaggiare, che adora scoprire cose nuove nel mondo, che vuole andare in cima all'Everest, probabilmente anche noi ci vorremmo andare, sì o no? Siete pronti a pagare? Perché c'è un prezzo da pagare, c'è sicuramente un prezzo da pagare per raggiungere le mete che volete raggiungere, a meno che non siano condivisi da tutti i vostri parenti, amici e conoscenti. C'è un prezzo da pagare
ed è quello di lasciarla. Se voglio dirigere un'orchestra devo essere pronto a voltare le spalle al pubblico. Continuate su questa strada se l'avete intrapresa, e accelerate anche il passo e continuate, perché è sicuro che arriverà il giorno in cui starete lì per superare il traguardo, e tutte quelle frotte di persone che vi dicevano che non sarebbe stato possibile saranno lì ad applaudire, e ci saremo anche noi.